Bicchieri di plastica di spritz, qualcuno non del tutto bevuto, un letto di bottiglie di vetro e lattine abbandonate. Si presentava così la gradinata del portello nelle prime ore della mattinata, come documenta il video inviato alla redazione da un nostro telespettatore. Tornano i mercoledì della Movida nella zona universitaria di Padova, dove i residenti sono costretti di nuovo a fare i conti con queste dosi di inciviltà a piene mani, accompagnate da una regolare violazione del coprifuoco. Non solo il mercoledì. Sere notate problematiche restano anche il venerdì, il sabato, persino il lunedì. Sui social un primo intervento dell'assessore al verde del comune Chiara Gallani, che promette maggiori controlli e invita a prendersi cura della città usando in maniera banale i cassonetti dei rifiuti, i nuovi contenitori del vetro installati a fine marzo. Non l'unica area della città pronta a risvegliarsi dopo il sonno della pandemia in attesa delle nuove regole della zona bianca. Per questo il comune annuncia un incontro con il prefetto appena insediato. Un passaggio e un'interlocuzione dovremo farla con il nuovo prefetto per coordinarci, per concordare con il questore quali saranno le iniziative che dovremo mettere in campo. Credo che quello che abbiamo adottato sabato scorso, quindi con iniziative nella piazza Duomo, con un controllo che non è la militarizzazione di 15 giorni fa, credo che quella sia la direzione giusta. E continua l'esperimento di rivitalizzazione di Piazza Duomo, dove sabato aprirà la vetrina dell'arte di Montmartre e domenica pomeriggio ci saranno i gazebo della polizia locale che organizzerà attività ludiche per i bambini.